Buongiorno, ben ritrovati in diretta come sempre per raccontarvi le notizie del nostro territorio, cronaca, servizi e collegamenti dei nostri colleghi. Come dicevo, tanta la cronaca e partiamo subito da Venezia, dove c'è stata una tentata rapina con una mitraglietta. Il responsabile si è costituito per noi sul posto, la nostra Ilaria Marchiori insieme a Sandro Ponchio per la parte tecnica. Ilaria, buongiorno. Sì, buongiorno anche a te Daniela, buongiorno ai nostri telespettatori. Come vedete ci troviamo qui nella sala slot dove ieri intorno alle 17:30 c'è stata questa tentata rapina in Calle delle Due Spade, poco distante da Rialto. Tra l'altro vi voglio dire subito che io sono appena riuscita a parlare con il dipendente che si è trovato faccia a faccia con questo rapinatore che poi è stato preso e si è costituito. Purtroppo non è potuto venire qui in questo momento perché è impegnato con le forze dell'ordine, però ci ha raccontato tutto quello che è accaduto qui ieri pomeriggio. Lui si trovava nella sua postazione interna alla sala slot e si è visto arrivare questa persona incappucciata, ha detto che aveva un sacchetto della spazzatura. Questa persona ha aperto, l'ha vista prima dal vetro, poi ha aperto la porta, gli ha puntato la mitraglietta che solo in un secondo momento si è scoperto essere finta, ma lui senza minimamente esitare l'ha affrontato spingendolo fuori. Ha detto: in realtà sono stato incosciente, perché se effettivamente quella mitraglietta fosse stata vera potete immaginare che sarebbe potuto partire un colpo e probabilmente Andrea il dipendente non sarebbe stato qui a raccontarcelo. Dopodiché è riuscito a spingerlo fuori fino a qui e solamente una volta arrivati qui su questo tappeto sono scivolati proprio, vi sto raccontando proprio quello che ci ha detto e che ci ha fatto vedere anche in alcuni video delle telecamere di videosorveglianza che non si possono far vedere perché sono in mano ovviamente agli uomini della questura che stanno indagando, e sono caduti proprio qui fuori lungo la calle. A quel punto c'è stata un'altra colluttazione e questo ragazzo, tra l'altro un ragazzo di 26 anni, italiano e sembrerebbe anche appunto veneto, è scappato cercando di fuggire. E tutto per alcune ore gli agenti della questura che sono stati chiamati qui poco dopo l'hanno cercato per le calli fino a che a un certo punto sono riusciti a trovarlo e lui si è costituito. Ora naturalmente, cioè si è consegnato ovviamente alle forze dell'ordine. Ora naturalmente si deciderà il da farsi. Il dipendente ha un taglio sulla testa, proprio sulla nuca, qui in questa parte, non sulla nuca, al lato della testa, però oggi è già operativo qui al lavoro. Potete immaginare la paura che può aver avuto in quel momento, però ha anche detto sono stato incosciente, ho cercato in tutti i modi di far uscire questa persona, però mi rendo conto che effettivamente è stato un gesto abbastanza incosciente. Ha detto: il primo pensiero è andato a mia moglie e a mia figlia che in questo momento sono in vacanza e ho pensato ovviamente a loro. Ecco, fortunatamente questo è uno di quei casi in cui si può dire tutto è bene quel che finisce bene. Non bastasse, la notte veneziana è stata ulteriormente movimentata perché c'è stato un altro accoltellamento tra il clan dei tunisini che si sono resi protagonisti di una faida negli ultimi mesi qui in città, ed è successo proprio questa notte sempre nei pressi di Rialto. L'Arma dei Carabinieri ha poi rintracciato questo tunisino che è stato accoltellato, poi portato all'ospedale, curato, non è in pericolo di vita. Dopodiché i carabinieri hanno anche rilevato che l'altro straniero aveva riportato delle ferite, ma nemmeno lui è in pericolo di vita. Quindi in questo con queste altre due persone Venezia si sarebbe
liberata dall'incubo di queste guerriglie notturne che vanno avanti da mesi tra clan di tunisini, in particolare dei Mallatte dei Sacca, quando appunto a fine maggio c'era stato l'ultimo arresto in questa indagine parallela e congiunta anche insieme alla squadra mobile e al nucleo investigativo dell'Arma, che aveva portato ad arrestare 5 responsabili dei gravi ferimenti. Insomma, tra ieri pomeriggio con questa tentata rapina, il ferimento del dipendente, poi nella notte con l'accoltellamento di una persona, il ferimento dell'altra, sia gli uomini, gli agenti della Polizia di Stato che i carabinieri hanno avuto un bel da fare. Questo è quanto. Naturalmente, se ci fossero ulteriori aggiornamenti anche in merito a questa vicenda della tentata rapina, noi non esiteremo a chiedervi la linea. Per ora da Venezia è tutto, restituisco la linea. Grazie davvero a Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio. Come avete sentito, due fatti che hanno sconvolto Venezia per l'ennesima volta, un'altra rissa con accoltellamento, l'avete sentito, e poi ieri la tentata rapina. Ma noi rimaniamo a Venezia perché ieri c'è stato un altro fatto di cronaca davvero sconcertante, un giallo a Pellestrina per la morte del 43enne Johnny Vido, deceduto dopo essere caduto in acqua dal barchino in cui si trovava con il cugino, che ha dato subito l'allarme. Da chiarire la dinamica su cui si sta ora indagando. Io stamattina alle 5:30 ero a letto, ho sentito l'elicottero che sorvolava basso tutto il canale, diciamo, di Pellestrina. Sono andato nel mio terrazzo e ho visto che perlustravano il canale e ho pensato a qualcosa di grave, che poi durante la mattinata ho saputo di questo fatto gravissimo, insomma, della morte di uno e del ferimento dell'altro. Una persona sempre solare che parlava perfino con i muri, quindi ci mancherà tanto, si sentirà la sua mancanza. Gli abitanti di Pellestrina sono sotto shock per la morte di Johnny Vido, il 43enne che ha perso la vita nella notte mentre da Chioggia rientrava col cugino Michael Gavagnin di 36 anni a bordo del barchino di quest'ultimo. Un incidente dai contorni ancora poco chiari e sulla cui dinamica sta indagando la Capitaneria di Porto. Quello che al momento è certo è che verso le 2:30 in zona Caroman il cugino della vittima, sembra in stato confusionale, abbia dato l'allarme spiegando di aver perso ogni contatto con Johnny, che era finito in acqua e non si trovava più. I carabinieri hanno avvisato i vigili del fuoco, partiti immediatamente con i sommozzatori, mentre la Capitaneria di Porto e la Guardia di Finanza, intervenuta con l'elicottero, hanno iniziato le ricerche. Il corpo di Vido è stato avvistato dall'alto durante il sorvolo verso riva, dove la corrente nel frattempo l'aveva trasportato, quindi recuperato dalla motovedetta della Guardia Costiera con i vigili del fuoco verso le 7 del mattino. Il barchino invece, uno scafo giallo di circa 5 metri, è stato trovato semisommerso. Da chiarire che cosa sia accaduto e se a bordo potesse esserci anche una terza persona. Sembra che non ci siano altri natanti coinvolti. La procura ha aperto un'inchiesta mentre il corpo della vittima è a disposizione per ulteriori accertamenti. Chi conosce bene la zona, però, solleva un problema che mette in difficoltà anche chi conosce bene la laguna, come Johnny e Michael. Sono pratici della laguna anche perché, avendo una barca in isola, praticamente ce l'abbiamo quasi tutti, conosciamo bene la laguna, le secche e questa diga di Caroman, che non è nemmeno segnalata da un segnale, che se voi andate a vedere sul basamento della riva, della Madonnina che c'è, ci sono molte foto di tanti ragazzi che sono morti, di Chioggia e anche di Pellestrina, quindi sarebbe il caso di mettere almeno un faretto. Non essendo segnalata la diga, chi viene da Chioggia se la trova di traverso al canale, solo chi conosce il luogo sa che c'è una diga, perché non è assolutamente segnalata ed è molto all'interno del canale, quindi uno che arriva di notte o con la nebbia o con un brutto maltempo si accorge all'ultimo minuto di questa dighetta. Johnny, residente agli Alberoni, viveva col cugino Michael a Pellestrina e secondo le testimonianze i due erano inseparabili, proprio come la sera in cui sono usciti insieme. Sconvolti gli amici del bar che frequentava abitualmente. Era sempre qua, era uno di famiglia, uno di casa e siamo sconcertati, una notizia bruttissima e ci dispiace tanto e il ricordo suo resterà sempre qua dentro. Di Johnny si ricorda che lui beveva sempre lo spritz al Campari e lo chiamava spritz al melograno
un succo a melograno, spritz al melograno, questo è il ricordo più forte che abbiamo di lui. Quando è stata l'ultima volta che è venuto qui nel bar? Ieri mattina era qua, era con i miei genitori, ma ci vuole un bene dell'anima e resterà sempre nei nostri cuori, quello sì. Quello di ieri è stato un giorno nero sul fronte degli incidenti stradali, con tanti sinistri, con esito poi fatale. Andiamo nel Trevigiano, dove non ce l'ha fatta il Centauro, 25enne di Alano di Piave, ferito domenica nel drammatico incidente lungo la Feltrina a Montebelluna. Il ragazzo è morto dopo 5 giorni di agonia, ricoverato all'ospedale Cafoncello di Treviso in terapia intensiva. Il 25enne era in sella alla sua moto quando si è scontrato con un'auto. Violentissimo l'impatto, con il giovane bellunese soccorso in condizioni disperate, trasportato all'ospedale con l'elicottero di Treviso. Emergenze. I rilievi dell'incidente sono spettati alla polizia locale di Montebelluna nelle scorse ore da parte dell'Ulse 2 la conferma purtroppo del decesso. Ed incidente stradale dalle porte di Bassano questa mattina, coinvolti una macchina e una bicicletta con mamma e bambino. Attimi di apprensione verso le 9:30 a Bassano del Grappa, nei pressi della rotatoria tra Viale Vicenza, Via Aldo Moro e Via Palladio. Una mamma in bicicletta con a rimorchio il carrello su cui trasportava il figlio piccolo si stava recando al vicino supermercato quando è stata urtata da una vettura che ne ha provocato la caduta. Immediati soccorsi da parte dei passanti e di una pattuglia dei carabinieri giunta sul posto per i rilievi e la raccolta delle testimonianze. Madre e figlio sono stati rapidamente accompagnati all'ospedale San Bastiano per accertamenti sui traumi e le ferite subite, che sarebbero comunque di lieve entità. In quel punto dell'arteria che collega Bassano a Marostica ci sono corsie riservate alle biciclette su entrambe le carreggiate e anche per gli attraversamenti della rotatoria. E come vi dicevo, tanti purtroppo, troppi gli incidenti stradali nella Marca. Ieri 2 incidenti, 2 mortali. Ha perso il controllo del furgone ed è finito in un fosso, morto un 54enne di Chiarano. Era alla guida di un furgone da 7 posti quando all'improvviso ha sterzato ed è finito dentro un fosso contro il muro di un ponticello. È morto sul colpo l'autista del mezzo, un 54enne di Chiarano. Il drammatico incidente è avvenuto nel pomeriggio a Chiarano lungo via Carbonere Nuova all'altezza della rotatoria Cavalier. L'impatto violentissimo, il mezzo si è quasi capovolto. Il furgoncino che viaggiava in direzione Oderzo non aveva a bordo nessun altro passeggero. Il mezzo è uscito di strada dopo una curva. Immediatamente sono stati allertati i soccorsi. Sono giunti sul posto i vigili del fuoco, un'ambulanza e l'automedica. Purtroppo non c'è stato nulla da fare per il 54enne. I carabinieri di Oderzo stanno ricostruendo la dinamica dell'ennesimo incidente mortale sulle strade della Marca. I militari dell'Arma sono a lavoro per chiarire le cause che hanno portato il mezzo a sbandare, non escludendo al momento alcune ipotesi, dal malore improvviso al guasto meccanico o ad una distrazione al volante. La disperazione di un collega che ha raggiunto il luogo della tragedia. Lo conosco da 28 anni, è una brava persona. Lavorava come un collega di lavoro. Mi dispiace di quello che è successo. Non c'è niente da dire. Una brava persona che non posso dire niente. Mi dispiace. Ed una tragedia è avvenuta in mattinata ieri a Mogliano Veneto, forse un malore la causa del terribile incidente è costato la vita a Tiziano Flamengo, 71 anni, di Casier. L'auto, una Ford Kuga, ha attraversato l'incrocio in via Bonfadini a Mogliano Veneto, una velocità ridotta, come volesse fermarsi. L'automobilista ha poi imboccato via Braida nel disperato tentativo di accostare, ma l'auto ha continuato la corsa volando in un terreno agricolo. L'automobilista è rimasto immobile nell'abitacolo, forse colto da un malore improvviso. A raccontarci il drammatico incidente un uomo che si trovava nell'auto dietro a quella della vittima. Ho visto il signore che era dinanzi a me, che ha attraversato la strada e poi ha rallentato un po' nel lato opposto, però l'ho visto che non l'aveva presa nel senso giusto, nella posizione giusta, perché era troppo a sinistra. E io ho girato ovviamente a sinistra, ho proseguito il mio percorso, ma mi sono fermato subito dopo
per capire cosa era successo, perché non era anomala quella manovra. E in effetti ho trovato l'auto sulla scarpata. L'uomo ha chiamato immediatamente i soccorsi. Sul posto sono arrivati i sanitari del SUEM 118 con l'elicottero che hanno tentato di rianimare l'automobilista, ma per lui non c'era più nulla da fare. La vittima è Tiziano Flamengo, 71 anni, residente a Casier. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per ricostruire l'esatta dinamica della tragedia e le cause che hanno portato alla fuoriuscita della vettura. Nel sinistro non sono rimasti coinvolti altri mezzi in transito. Il 71enne, ex rappresentante in pensione, lascia la moglie e 2 figli. Svolta nell'inchiesta sull'incidente costato la vita all'83enne Pierina Zanatta. Nel registro degli indagati è scritto Andrea Dal Corso, ex volto di Uomini e Donne, che il 15 luglio era alla guida della Maserati coinvolta nello scontro a Carbonera. Si tratta di un atto dovuto che consentirà agli accertamenti irripetibili nell'ambito dell'indagine per omicidio stradale. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'anziana avrebbe avuto un malore invadendo la corsia opposta. E noi rimaniamo nel Trevigiano, ma parliamo di un'altra piaga, quella dei furti, ed andiamo a Ponte della Priola con la nostra Marta Marangon, perché i ladri hanno sfondato il muro a mazzate per rubare la cassaforte. Marta, buongiorno, a te la linea. Sì, buongiorno Daniela, siamo a Ponte della Priola in via Mandre. Qui nella notte si sono vissuti degli attimi di paura quando dei ladri sono entrati in una abitazione e hanno cercato di sfondare il muro, verosimilmente dove c'era una cassaforte, a colpi di piccone. Sono stati davvero attimi di terrore per i vicini di casa. Qui abbiamo il signor Peruzzetta, che appunto è stato svegliato nel cuore della notte da dei colpi fortissimi. Vuole raccontarci cosa è successo? Doveva essere le 2 di notte, abbiamo sentito dei colpi fortissimi, non sapevamo cos'era e poi ci siamo accorti che c'erano i ladri nell'appartamento a fianco a noi. Ecco, e quindi che cosa avete fatto? Pensate, Daniela, che i colpi erano talmente forti che sono stati uditi non solo dai signori che confinano proprio muro con la casa derubata, ma anche addirittura con le persone, con i vicini dall'altro lato della strada, tanto per far capire il fracasso che stavano facendo questi banditi. Niente, abbiamo aperto il balcone per vedere cos'era sto casino. Al momento si erano fermati e poi, come abbiamo chiuso il balcone di nuovo, hanno finito il lavoro che stavano facendo, ma c'erano dei colpi tremendi e penso fosse una cassaforte e hanno cercato di spaccare sul più possibile. Ecco, il suo vicino che sta di fronte, intanto allarmato anche lui, ha chiamato i carabinieri. Sì, infatti anche lui ha aperto, si è accorto che c'erano 2 persone, di cui una si è nascosta, e ha chiamato i carabinieri, ma mentre che arrivavano sono scappati via in teoria. Ecco, quindi questo, Daniela, è quanto accaduto. I proprietari dell'abitazione che è stata derubata erano via, quindi in casa non c'era nessuno. Sono stati appunto tutti coloro che risiedono nei dintorni ad essere allarmati da questa banda. Sull'episodio indagano i carabinieri. Da Ponte della Priola è tutto. Grazie davvero a Marta Marangone. Noi ora cambiamo argomento e parliamo di esodo estivo, perché ovviamente sono iniziate le partenze, l'esodo estivo è scattato, la Valsugana è già in tilt e ce ne parla il nostro Mirko Cavallin, che dovrebbe essere pronto. Eccolo qui, lo vedo nello schermo. Mirko, buongiorno. Eccoci qua, buongiorno Daniela, bentrovati dal famigerato, famoso incrocio di Carpanè lungo la statale 47 in comune di Valbrenta con Renzo Rigon. Siamo messi nel posto abbastanza in sicurezza, speriamo.
Ecco, i camion che passano anche a pochi centimetri, ma questo è uno dei punti più stretti della Valsugana. Siamo qui perché c'è il famoso semaforo, ecco, in un attimo un po' di coda si forma velocemente e siamo in uno dei punti critici della viabilità. Lo è già adesso per la situazione ordinaria che stiamo documentando, lo sarà ancora di più nelle prossime ore e nel fine settimana, perché quello che si apre è un weekend che già in queste ore è, come detto, da bollino rosso per il traffico di spostamento verso le località di vacanza, in questo caso la montagna veneta e trentina, ma pensiamo anche a tutte le località di mare. I mezzi pesanti che già ancora adesso vediamo circolare saranno fermi col divieto già oggi dalle 16 alle 22, poi domani dalle 8 alle 16 e domenica dalle 7 alle 22. Queste sono le decisioni appunto ministeriali. ANAS, che gestisce questo tratto di strada insieme ad altre a livello nazionale, informa che tutti i cantieri non urgenti saranno sospesi, o perlomeno la maggior parte, l'83% di quelli attivi, quindi resterà uno inamovibile ed sarà aperto fino alla fine di agosto a una decina di chilometri da qui, più a nord al confine con la provincia di Trento. Si tratta in genere poi di cantieri in orario notturno e non in orario diurno. Questo è un punto critico, lo abbiamo raccontato tante volte, per la presenza di questo semaforo alle mie spalle, che è un semaforo con sensore. Chi deve uscire dalle strade laterali di Carpanè e di Valstagna attiva, avvicinandosi all'interno, il semaforo, fa diventare verde per la propria direttrice e fa diventare rosso invece per la strada statale 47, con code inevitabili che si formano velocemente vista l'intensità che vedete appunto del traffico. Questa mattina c'era stato qualche rallentamento in più, probabilmente proprio per l'intensità del traffico che vediamo notevole. Vi scorro solo alcune delle targhe che stanno passando: Germania, Austria, Lituania per un camion, poi ho visto Polonia, ho visto macchine dal Regno Unito, quindi dalla Gran Bretagna, Paesi Bassi, altri paesi europei, e molti scelgono appunto queste zone per le loro vacanze. Questo sarà un punto da monitorare appunto nelle prossime ore. Ecco, il semaforo è diventato rosso, le code, e si aspetta qualcuno che esca. Ecco, sta uscendo dal centro di Carpanè e Valstagna, dove c'è anche il rinnovato ponte Rialto. Il semaforo che rimane attivo col verde per loro per alcuni secondi e poi il traffico riparte, ma ecco, Renzo si è girato alle spalle per far vedere che davvero in pochi secondi la coda si forma velocemente. Situazione da monitorare, salvo, e speriamo di no, incidenti o tamponamenti che dovessero verificarsi. Qui generalmente con il traffico non si va a più di 50 km all'ora, quindi rinnoviamo l'invito alla prudenza, alla preparazione del viaggio, a seguire le indicazioni anche che riguardano la viabilità, augurando buone vacanze a chi le farà da oggi in poi. Da Carpanè di Valbrenta per il momento è tutto, a te la linea. Grazie davvero a Mirko Cavallino. Ovviamente l'invito è quello di prestare massima attenzione lungo le strade, soprattutto nelle autostrade, perché insomma il traffico ora è sempre più importante. Come avete sentito, sta scattando l'esodo. Sabato fra l'altro sarà proprio la giornata clou, così lo sarà anche in Friuli Venezia Giulia. Vediamo dunque come sta andando e come andrà. Inizia il grande esodo sulla rete di autostrade Alto Adriatico. Sabato 25 luglio sarà contrassegnato dal primo dei 5 bollini neri della stagione estiva, previsti 182.000 transiti nell'arco delle 24 ore, con possibili rallentamenti e code sull'autostrada A4 Venezia-Trieste in prossimità degli svincoli verso le località balneari al mattino e al pomeriggio e in uscita alla barriera di Trieste-Lisert. Casello che è osservato speciale per le limitazioni della superstrada slovena H4, dove, va ricordato, fino a novembre è chiusa per lavori la direzione nord. Il bilancio dei primi 15 giorni dal 6 al 21 luglio registra un incremento all'uscita di Trieste, su cui si riversa gran parte del traffico per la chiusura della direttrice slovena, di quasi 43.000 mezzi, quasi 3.000 in più al giorno rispetto all'analogo periodo dello scorso anno, di cui la metà sono veicoli leggeri, più 9,4% rispetto al 2025. Stando quindi a questi primi dati incrociati con quelli storici, è probabile che nella sola giornata di
sabato transitino circa 24.000 mezzi alla barriera dell'Isert. Proprio per questo motivo Autostrade Alto Adriatico ha adottato alcune strategie di mitigazione per evitare code all'uscita della barriera, con 300 persone in campo, tra queste il potenziamento del personale di assistenza sul piazzale per velocizzare i pagamenti, l'estensione a tutte le piste dei contactless, l'ottimizzazione delle modalità di pagamento telepass manuale e l'utilizzo di safety car in collaborazione con la polizia stradale, con deviazione dei mezzi leggeri lungo la A34 in presenza di code di circa 3 km in uscita alla stessa barriera dell'Isert. Ed ora andiamo a Padova perché c'è uno sciopero, lo sciopero dei rider, ma ci racconta tutto la nostra Marta Zatta con Cristian Rocca Allende. Marta, ti vedo già nello schermo, buongiorno. Sì, buongiorno ai nostri telespettatori. Noi in questo momento ci troviamo davanti alla prefettura di Padova dalle 11. Infatti proprio qui è iniziata la mobilitazione da parte dei rider di Deliveroo e Glovo, accompagnati dalle segreterie dei sindacati appunto della Nidil e della CGIL, perché questi lavoratori chiedono appunto di poter avere un lavoro dignitoso, perché dallo stop imposto dal presidente del Veneto Alberto Stefani per l'ondata di caldo, quindi lo stop del lavoro da mezzogiorno alle 16, questi lavoratori di fatto sono fermi e questo incide pesantemente sul loro guadagno mensile, che sappiamo essere già irrisorio. C'è appena stato però un incontro con il prefetto, con appunto Mirko Romanato, segretario generale della Nidil. Allora, com'è andato questo incontro? Di cosa si è parlato e soprattutto cosa avete portato a casa? È stato un incontro informativo col viceprefetto, c'ero io come Nidil CGIL Padova, poi c'era anche la CGIL di Padova del Veneto e un rappresentante dei rider. Abbiamo informato quindi la prefettura del problema dell'ordinanza del caldo, che noi confermiamo, perché la salute è prima di tutto, ma dobbiamo anche rassicurare un supporto economico a questi lavoratori che, avendo un inquadramento errato di lavoratori autonomo, errato secondo noi, non secondo le app di delivery, non hanno nessun ammortizzatore sociale. Abbiamo informato della situazione e ci è stato detto che verrà mandata un'informativa al governo della regione del Veneto. Il governo attualmente è impegnato con un tavolo con FELS, Nidil e Wiltemp su questa discussione con il Ministero dell'Industria, e abbiamo mandato invece come CGIL Veneto e Nidil Veneto una richiesta al Presidente della Regione. Cosa abbiamo ottenuto nell'immediato? Nulla. Ma perché? Perché non abbiamo ottenuto nulla? Perché è una situazione che ormai esiste, la crisi climatica, peccato che ogni anno noi pensiamo che sia eccezionale e ogni anno aspettiamo quei 2 o 3 giorni di caldo. Questo è stato il primo anno in cui il caldo è durato un mese, l'anno prossimo sarà probabilmente uguale, quindi è un problema strutturale. Quello che i rider stanno facendo adesso è spingere l'opinione pubblica italiana a ragionare su crisi climatica, lavoro, sostenibilità, non solo per loro ma per tutti i lavoratori autonomi e dipendenti, perché il lavoratore autonomo che fa l'elettricista in un cantiere e il cantiere viene bloccato, anche lui ha un problema di sostenibilità. Quindi è una lotta non di una nicchia di lavoratori, ma l'inizio di un ragionamento strutturale sul lavoro e crisi climatica. Anche perché così facendo gli si chiede di scegliere tra la salute e il reddito, e questo non è giusto. Non è giusto. E poi sappiamo come funziona, abbiamo visto moltissime situazioni in cui il lavoratore purtroppo, perché deve pagare le bollette, perché è una famiglia, è costretto a trovare soluzioni alternative, e noi non possiamo chiedere queste cose, non possiamo obbligare le persone per poi dire ecco vedi, io ti avevo detto che ti faceva male, però tu l'hai votato uguale, quindi è un problema tuo. No, questo siamo noi che stiamo chiedendo alle persone da scegliere tra pagare le bollette oppure rimanere in salute e non avere degli incidenti. Nadim fa questo lavoro dal 2020 e non è una situazione facile questa. Niente mai, zero, perché tutto persone c'è zero, perché prima quale tempo sei entrare, io penso che questo è avanti mia vita, però adesso 6 anni che lavorando niente mai qualcosa, quale tempo se chiede qualcosa che per favore questo aiutare, loro niente mai senti, quale persone vai avanti, media anche protezione, loro visto faccia chiudere loro subito applicazione. 2020 io chiedo che tutto c'è rider, non è che solo io, sei lavorando dove sei seduto, che mi dai un spazio che sedere in parte, quale persone hai ordine vai a lavorare, loro niente mai sento. Adesso dove andare rider? Alle mezzogiorno chiuso, alle 16 aperto, dove andare?
e soprattutto molti di voi hanno anche la partita IVA, quindi devono versare anche le tasse, e con questo stipendio è veramente difficile. Sì, è perfetto. Quale tempo tu se hai lavoro, tu ci hai partita IVA, paga se tu tasse. Per esempio adesso non c'è 4 ore, 6 ore loro si chiudono. Una persona abita vicino al centro, una persona abita a Abano, io abito via Altichero, non è vicino. Quale tempo sei venuto qua, andare a casa, tornare, 2 ore già fatto. Mancano questo 2 ore, dove andare? Io pagare affitto, mia casa c'è affittare, anche tutto cose, pagare bollette, anche tasse, anche loro non hanno sentito qualcosa. Ecco, quindi questa è la situazione, sperando appunto che questo incontro dia i suoi frutti per aiutare veramente questi lavoratori. E per il momento dalla Prefettura di Padova è tutto, la linea può tornare allo studio. Grazie davvero a Marta Zatto. Ovviamente noi siamo qua se dovessero esserci delle novità rispetto a questo argomento. Noi ora però ci spostiamo a Bassano, perché dopo il caos di lunedì scorso a Romano Dezzelino, dove centinaia di pazienti si sono trovati nel caos al distretto per un banale cambio di medico, l'ULS 7 corre ai ripari per evitare il bis lunedì a Bassano e Marostica. Dopo aver ringraziato Media Nord-Est per la puntuale segnalazione del problema la settimana scorsa, l'azienda spiega ai nostri microfoni come è stato impostato il servizio in vista del cambio medico di lunedì. Abbiamo visto qualche giorno fa una situazione che si è rivelata un po' complessa in occasione di un cambio medico a Romano Dezzelino. Fra pochi giorni, nello specifico lunedì, ci sarà una situazione con le premesse simili, che però voi state lavorando perché non abbia gli stessi risultati. Certo. Allora, forse è bene spiegare che il servizio di cambio medico è un servizio che c'è sempre stato nell'ULS. Negli ultimi tempi è molto più sentito questa attività per il fatto che il turnover dei medici dato dal pensionamento o del cambio di ruolo dei medici produce una maggior frequenza di questo tipo di attività. Effettivamente lunedì prossimo comincia il nuovo cambio di medico per una dottoressa che passa a un ruolo diverso, per cui dobbiamo svuotare il contenuto di quella dottoressa da tutti gli assistiti e gli assistiti devono riprendere di nuovo la loro scelta. Ricordo che questo tipo di attività si fa in tutte le case della comunità, quindi in tutte e 8 le case della comunità del ULS 7. In particolare per questa dottoressa è possibile raggiungere sia gli sportelli amministrativi della Casa della Comunità di Bassano e sia quelli di Marostica. A questo proposito abbiamo potenziato la ricezione di queste domande sia da una parte che dall'altra con almeno 4 sportelli attivi a partire dalle ore 8, con un'aggiunta di 2 sportelli al bisogno nel caso ci fosse un po' di ressa. Noi stiamo parlando di una popolazione che è sempre più anziana, che è anche sempre più sola e che di fronte a questi cambiamenti si trova un po' a volte spaesata e spaventata perché dicono oddio resto senza medico. Questa non è un'ipotesi. Ecco, a questo proposito vorrei tranquillizzare i cittadini che hanno scelto la dottoressa e che adesso si trovano a doverla riconfermare o cambiare, che nell'ambito, quindi nella ATS a cui afferisce la dottoressa, c'è capienza per tutti i pazienti della dottoressa, per cui le scelte possono essere fatte sia nei confronti della dottoressa che in altri luoghi con altri medici, sempre nello stesso ambito. Esiste comunque anche il servizio della continuità assistenziale diurna che completa la copertura proprio in quell'ambito lì. Rimaniamo in Bassanese, l'audizione in Commissione Giustizia alla Camera sul Tribunale della Pedemontana si trasforma in una schermaglia con tanto di polemiche e tensioni. Tu chiamale se vuoi, audizioni. Bisogna prendere in prestito una vecchia canzone per raccontare l'audizione sul Tribunale della Pedemontana che si è tenuta oggi in Commissione Giustizia alla Camera. In realtà la commissione era a Roma e gli ospiti a casa loro, visto che la convocazione è arrivata solo qualche ora fa.
Ma va bene anche così, se non fosse che l'audizione si è trasformata in una schermaglia a tutti gli effetti sull'operazione di apertura del Tribunale. Con gli avvocati del Comitato Bassanese in trincea a difendere il progetto dal fuoco di fila dei deputati e Carmelo Ruberto, ultimo procuratore capo della Repubblica del Palazzo di Giustizia bassanese, pronto a far capire ai parlamentari i motivi del sì. Dall'Aula sono arrivate domande e, come se sono arrivate, probabilmente più di quante ne siano state fatte in tutte le precedenti audizioni messe assieme. Alcune le avevamo già sentite, come quelle sui magistrati sottratti a Vicenza, Padova e Treviso, già smentite da Nordio e Ostellari. Altre riguardano i sindaci dell'Alto Vicentino e la fronda del no attiva negli ultimi mesi. Domande che hanno causato una levata di scudi e una reazione piuttosto forte del sindaco di Bassano, Nicola Finco. Di fronte a un territorio che chiede maggiori servizi, da un punto di vista politico, visto che la politica dovrebbe ascoltare i cittadini e nonostante le numerose manifestazioni, e ricordo in 14 anni sono venuti qui diversi rappresentanti di governo di tutti i colori politici, tutti quanti hanno illuso questo territorio promettendo l'apertura del Tribunale della Pedemontana, che ripeto non è il vecchio Tribunale di Bassano ma il nuovo Tribunale della Pedemontana con 500.000 abitanti, e ad oggi ancora risposte non ne sono arrivate. D'altronde è il territorio che lo chiede, 500.000 di abitanti, 3 province, il PIL di un piccolo Stato. Il sottosegretario Ostellari, ma anche il ministro Nordio, più volte sono venuti a darci garanzie in merito alla riapertura, fa parte del programma di governo, adesso manca solamente la volontà politica e penso che un territorio come questo, dopo anni, meriti una risposta, perché non siamo alla periferia dell'impero, ma penso che meritiamo risposte certe. E si riaprono i termini per il risarcimento degli oltre 10.000 risparmiatori traditi dall'ex Popolare di Vicenza e Veneto Banca. È stato ufficializzato sia da parte di Consap che dal Presidente Commissione Banche, senatore Pierantonio Zanetti, che la partenza del portale avverrà martedì prossimo 28 luglio. Patrizio Miatello dell'associazione Ezzelino Terzo da Onara con Milena Zaggia del Movimento Risparmiatori Traditi, Fulvio Cavallari di Adusbef e Andreina Schiavon del Comitato Tasca Mia Risveglio Conti Dormienti sottolineano la notizia attesa da oltre 10.700 risparmiatori traditi e beffati dalla ex Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Si riapre una finestra di 120 giorni assai importante per i risparmiatori per limitare i danni che troppe famiglie hanno patito. Stesso giorno verrà pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto. Da quella data partiranno i 120 giorni per inserire le domande di quei risparmiatori che avevano sbagliato o errato la domanda nell'inserimento e non avevano preso l'indennizzo o ne avevano preso una parte. Siamo quindi felici di comunicarvi e confermarvi la partenza e restiamo a disposizione per i risparmiatori che avessero bisogno di supporto. E rimaniamo a Vicenza, il TAV, il progetto dell'alta velocità tra Vicenza e Padova è tutto ancora da costruire e in questi giorni sono davvero decisivi i sindaci di Torre di Quartesoro, Grisignano, di Zocco e Grumolo delle Abbadesse sono appena tornati da Roma con tutti gli ultimi aggiornamenti, sentiamoli insieme. Il nodo del progetto della TAV ad est e Vicenza sembra che sia quasi arrivato alla soluzione. Questi 3 sindaci che in questo momento dei comuni di Grisignano, Grumo della Abbadesse e Torre di Quartesolo sono appena tornati da Roma con un incontro in RFI per visionare il progetto definitivo o comunque semidefinitivo che RFI ha proposto e che è in discussione. Ognuno aveva fatto delle richieste precise per il proprio territorio e sembra tutto sommato con il sorriso che queste richieste siano state accolte. Ecco, Gianluca Ghirigato. Allora, ci siamo visti martedì con i tecnici, con i progettisti di RFI, incaricati da RFI e con i rappresentanti del Ministero. Siamo molto soddisfatti perché la gran parte dei nostri contributi sono stati recepiti nel progetto ferroviario che diventerà, spero quanto prima, un lotto costruttivo finanziato e che quindi si possa avvicinare il tempo di esecuzione dei lavori.
Cosa in particolare era importante definire in questa fase, soprattutto perché resta il nodo di Vicenza? Era importante definire, avere la certezza che i binari per quanto riguarda i nostri territori passano, i nuovi binari passano a nord, perché questo significa confermare la progettazione aggiuntiva che abbiamo elaborato e i nostri contributi progettuali. Ecco, Andrea Torretta, signor Di Crumulo, ecco, lei che ha seguito fin dall'inizio tutta l'evoluzione, cosa le sembra in questa fase? Era importante mettere un punto per poter permettere l'avvio dei lavori almeno in questa tratta, è così? Sì, certamente sì, diciamo che con questo incontro abbiamo definito alcuni dettagli anche temporali dal punto di vista esecutivo dei lavori, anche se attualmente non c'è un euro a disposizione per la realizzazione. Contano di portare a casa i 3 miliardi, 2 miliardi e mezzo diciamo dalla legge di bilancio del 2026. Noi da parte nostra abbiamo dato la nostra piena disponibilità, visto che comunque abbiamo messo nero su bianco tutte le nostre opere propedeutiche all'alta velocità, le ricuciture urbane e viabilistiche. Diciamo ecco che siamo molto soddisfatti di questo incontro e resta comunque sospeso il nodo di Vicenza. E concludiamo con Grignano di Zocco, che vede comunque confermata quello che sarà poi in prospettiva l'uso della rete che diventerà secondaria a quella attuale storica e soprattutto con a livello strategico la stazione. Cosa avete definito? Soprattutto questa era una delle importanti conferme che avevate atteso dall'incontro di Roma. Importante che questo progetto fosse integrato con il territorio, non fosse un progetto a sé stante, quindi le nostre richieste soprattutto in relazione allo snodo stazione ferroviaria sono state quelle di implementare ulteriormente il parcheggio rispetto a quanto presentato in progetto. Oltre a questo che la stazione non diventasse un luogo, poi non diventi un luogo morto ovviamente, ma un hub integrato per la viabilità ciclopedonale, ferroviaria e chiaramente quindi che si mantenga la tutela di questo fine del luogo, con la tutela ovviamente poi anche della viabilità stradale che è limitrofa a tutta quella che è la stazione. Siamo molto soddisfatti perché il dialogo è stato positivo, per quanto riguarda Grisignano ovviamente è ancora in itinere per alcuni dettagli perché siamo gli ultimi che hanno presentato le osservazioni, sicuramente soddisfatti perché hanno dimostrato i progettisti proprio la volontà di andare ad integrarsi con il territorio e a rispettare quelle che sono le esigenze. Ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo nuovamente qua in studio in diretta. Siamo tornati nuovamente in diretta qui in studio, continuiamo con la cronaca. Un 21enne di origine russa è stato travolto da un treno all'altezza del binario di Dolo. Siamo dunque nel veneziano, sulla linea ferroviaria Venezia-Padova. L'incidente mortale è avvenuto ieri intorno alle 23. Sulla dinamica dell'accaduto indaga la polizia ferroviaria. Stando alle prime ricostruzioni non si tratterebbe di un gesto volontario ma accidentale, un giallo su cui le forze dell'ordine stanno indagando per ricostruire gli attimi precedenti all'impatto. Il 21enne infatti non era sui binari ma più probabilmente in loro prossimità. Nessun ritardo sulle linee ferroviarie né blocchi alla circolazione. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria. E noi continuiamo con la cronaca dal Padovano. Un'intera vita trascorsa tra i cantieri fino all'ultimo giorno di lavoro. Ora saranno gli accertamenti a stabilire cosa abbia causato la morte di Fernando Bottaro, 85enne, deceduto a Teolo. Resta ancora da chiarire cosa abbia provocato la morte di Fernando Bottaro. È questo il principale interrogativo sul quale stanno lavorando gli inquirenti dopo la tragedia avvenuta nel cantiere di Via Selvatico a Teolo, dove ha perso la vita l'artigiano di 85 anni residente ad Abano Terme. Secondo una prima ricostruzione, la vittima stava lavorando per la ditta del figlio al primo piano di un'abitazione privata, quando avrebbe accusato un malore, probabilmente un infarto. Subito dopo ha perso l'equilibrio, precipitando dalla scala e battendo violentemente la testa. I sanitari del SUEM 118 hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Fernando Bottaro aveva dedicato la sua vita all'edilizia, nonostante gli 85 anni, continuava a lavorare nell'impresa di famiglia, oggi guidata dal figlio Omar, affiancando ancora l'attività in cantiere. Un legame con il lavoro che non aveva mai interrotto e che si è spezzato proprio durante quella che doveva essere una normale mattinata. Bottaro lascia la moglie Maria, i figli Omar e Cristina, come l'ennesima vittima sul luogo di lavoro.
Una vittima di 85 anni sul luogo di lavoro, per questo evitiamo qualsiasi tipo di commento su come mai una persona si possa trovare sul posto di lavoro a 85 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri tecnici dello Spisal, incaricati di ricostruire la dinamica dell'incidente e verificare il rispetto delle norme di sicurezza. Sarà ora l'attività investigativa a chiarire l'esatta sequenza dei fatti. Gli accertamenti dovranno stabilire se il decesso sia stato causato esclusivamente dal malore oppure se la caduta e le gravi lesioni riportate abbiano avuto un ruolo determinante. Per questo il cantiere è stato posto sotto sequestro, mentre la salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ed ora andiamo nel Trevigiano. Un magnete artigianale di grosse dimensioni nascosto in una scatola sopra il contatore della luce ha permesso ai titolari di un'attività commerciale a Quinto di Treviso di rubare la corrente non pagando oltre 32.000 euro di bollette negli ultimi 5 anni. Il maxifurto di energia elettrica è stato scoperto dalla Guardia di Finanza grazie alla denuncia sporta dal gestore dell'energia accortosi che qualcosa non tornava nelle bollette inviate al locale di Quinto. Il controllo delle fiamme gialle con i tecnici della società erogatrice hanno così permesso di scoprire il magnete nascosto sopra il contatore che ha permesso ai titolari del locale di risparmiare fino al 97% del costo delle bollette degli ultimi anni. Le prime stime parlano appunto di 32.000 euro per la società erogatrice di danno al servizio. L'attività sanzionata ha tra i consumi elettrici una delle voci principali del suo bilancio, pari al 20% di tutti i costi di produzione. Oltre al furto, quindi, si aggiunge anche l'ingiusto vantaggio competitivo verso le altre attività concorrenti, visto che l'impresa aveva prezzi per i servizi erogati al pubblico notevolmente inferiori rispetto alla media. I due titolari dell'attività sono stati dunque denunciati alla procura. Ed una bambina di appena 5 anni ieri si è sentita male e ha perso i sensi mentre si trovava nella piscina di Valdobbiadene in via Colbe. La bimba sarebbe stata colta in realtà da un colpo di calore e aveva una temperatura corporea di 39 gradi ed è stata subito soccorsa dall'ambulanza di Pedemontana Emergenza e l'elisoccorso, trasportata all'ospedale di Montebelluna. La bimba ora sta meglio. Ed andiamo a Padova, da Cortina d'Ampezzo a Padova per sfuggire al suo stalker, ma lui è riuscito a rintracciarla. Anche lì una 26enne è stata costretta a lasciare casa e lavoro prima che la polizia arrestasse un 30enne bellunese sorpreso mentre tentava di incontrarla per l'ennesima volta. Per mesi l'ha perseguitata senza averla mai conosciuta, costringendola a lasciare casa, lavoro e abitudini di vita. Un 30enne della provincia di Belluno è stato arrestato dalla polizia di Padova per atti persecutori nei confronti di una 26enne. L'arresto è scattato dopo l'ennesimo tentativo dell'uomo di incontrare la giovane, già vittima di una lunga serie di comportamenti persecutori. Secondo quanto ricostruito dalla questura, il 30enne avrebbe messo in atto per mesi una serie di molestie attraverso pedinamenti, apparizioni improvvise sotto casa e sul luogo di lavoro, lettere, messaggi e contatti sui social network. La situazione aveva portato la donna ad abbandonare la propria abitazione di Cortina d'Ampezzo, a trasferirsi dai genitori a Padova e a lasciare il lavoro per paura di essere nuovamente raggiunta dall'uomo. Lo stalker è riuscito però a raggiungerla anche qui e dopo una nuova richiesta di incontro, nonostante una precedente denuncia per gli stessi fatti, la giovane ha allertato il 113. Le volanti sono intervenuti in pochi minuti nel quartiere Altichiero a Padova, rintracciando il 30enne proprio nel bar dove aveva dato appuntamento alla donna. Sono circa il 10% i casi che noi vediamo all'anno nelle donne che ci chiedono aiuto. Ricordo anche che lo stalking è stato considerato un reato sentinella per i reati di femminicidio, quindi è un reato che viene assolutamente attenzionato e ha tutta anche una via preferenziale rispetto alla tutela, proprio perché appunto da questa indagine che era stata fatta dalla Commissione Femminicidio è risultato che in molti casi di femminicidio c'erano precedenti denunce per stalking, quindi assolutamente non è un reato da sottovalutare. Attivata la procedura del codice rosso,
è stato arrestato e trasferito nel carcere Due Palazzi a disposizione della procura. Corale l'appello del Centro Veneto Progetti Donna. Diciamo sempre di chiamarci al nostro numero verde 881 46 81, anche se non siete sicure di subire una violenza, se pensate che quello che state vivendo magari non è così grave, per chiedere aiuto. La telefonata non costa niente, non verrete obbligate a fare nulla, né una denuncia, nemmeno ad allontanarvi dalla relazione. Chiamate anche solo per avere informazioni e per capire se ci sono delle soluzioni a quello che state vivendo. Ed ora invece parliamo di uno dei reati più odiati, quello delle truffe, ormai di ogni genere, dal finto assicuratore al finto carabiniere, e tanti purtroppo i truffatori, e nel mirino sempre più gli anziani. Un anziano truffato a Carmignano di Brenta con la tecnica del finto incidente, lui però si accorge subito ed i carabinieri bloccano i presunti responsabili. Grazie alla prontezza di riflessi di un 83enne, i carabinieri hanno rintracciato e denunciato due trentenni originari dell'Est Europa, autori di una truffa del cosiddetto falso incidente. È accaduto a Carmignano di Brenta, dove i due, senza fissa dimora e già noti alle forze dell'ordine per reati specifici, avrebbero truffato un anziano. L'83enne stava guidando la sua auto nella centralissima via Roma, quando ha notato che il conducente dell'autovettura che lo seguiva gli faceva segno di accostare. Una volta fermatosi, l'anziano è stato avvicinato da un uomo che gli ha chiesto se si fosse reso conto di aver provocato dei danni alla sua auto durante la marcia, mostrando dei segni sulla fiancata e chiedendo a titolo di risarcimento tra i 150 e i 200 euro in contanti. L'anziano affermava di avere solo 40 euro, l'altro dice che ha fretta, prende i soldi e si allontana. A bordo c'era anche una donna. A quel punto l'anziano capisce di essere stato truffato e chiama subito i carabinieri. Contemporaneamente arriva al 112 la chiamata di un cittadino che segnala la presenza nel centro di San Pietro in Gu di un'utilitaria con a bordo una coppia di stranieri che stava tenendo d'occhio alcuni anziani. I militari arrivano in pochi minuti, fermano l'auto, accompagnano in caserma la coppia, riconosciuta subito dall'anziano truffato. La donna, perquisita, è stata trovata in possesso di 80 euro in contanti sequestrati. Per i due è scattata la denuncia per truffa. E continuiamo a parlare di truffe, perché è stata risolta grazie a un'indagine scientifica dei carabinieri una truffa ai danni di un'anziana coppia di Vicenza, messa a segno con il collaudato metodo del finto carabiniere. I militari della stazione di Vicenza hanno identificato e denunciato in stato di libertà un 49enne residente a Napoli, pluripregiudicato per reati contro il patrimonio, già coinvolti in episodi simili. Il fatto era avvenuto il 5 maggio del 2025, quando un anziano residente in Corso Palladio si era presentato in caserma per denunciare l'accaduto. L'uomo aveva ricevuto una telefonata da un sedicente appartenente all'Arma dei Carabinieri, lo aveva convinto ad uscire di casa con il pretesto di dover effettuare alcuni accertamenti per una presunta rapina avvenuta a Padova, nella quale sarebbe stata coinvolta la sua automobile, da cui poi la truffa, e oggi per fortuna è stato identificato il responsabile. Ed ancora, sempre truffe, andiamo nel Friuli Venezia Giulia. Un automobilista friulano incappa nella truffa della falsa assicurazione per le auto. I carabinieri indagano e rintracciano i responsabili. Il variegato mondo delle truffe non smette mai di stupire, i malviventi se ne inventano ogni giorno una. L'ultima è la truffa delle assicurazioni per le autovetture. Un 42enne della Bassa Friulana è incappato in una di queste, stipulando una polizza ad un prezzo particolarmente conveniente con una sedicente compagnia assicurativa trovata cercando sul web. Al contatto telefonico presente sul sito a cui si è rivolto il ragginato risponde un uomo che lo convince a continuare la trattativa, dirottando lo scambio di informazioni su WhatsApp. Accordatisi sul prezzo per la copertura mensile della propria vettura, il venditore si fa mandare i documenti personali e dell'auto, comunicandogli per contro gli estremi di un conto corrente bancario su cui versare la somma. Dopo un mese l'uomo ricontatta nuovamente il numero per estendere di un'altra mensilità la polizza, cosa che viene eseguita con le stesse modalità, ma su un diverso conto corrente. La cosa sarebbe andata avanti se l'automobilista non fosse incappato in un controllo dei carabinieri di Tarvisio, che gli contestano la mancata copertura assicurativa, disponendo il sequestro dell'auto. L'uomo contatta il numero della falsa agenzia, che dopo avergli inoltrato un contrassegno assicurativo risultato falso, smette di rispondere alle sue pressanti telefonate.
Poi sporge denuncia ai carabinieri di Tor Viscosa, che indagano riuscendo a risalire a 2 persone, entrambe residenti in Campania, di 29 e 54 anni, che sono state denunciate per ipotesi di truffa. Le indagini hanno accertato che la vittima del raggiro aveva effettuato 2 bonifici per un totale di 420 euro. Rimaniamo sempre in Friuli Venezia Giulia. Un emendamento al decreto sport impone nuove regole di sicurezza alle piscine pubbliche dopo i drammatici fatti di cronaca verificatosi nei giorni scorsi a livello anche nazionale, una stretta che non riguarda i principali impianti cittadini. Non riguarda i 3 principali impianti cittadini l'emendamento al decreto sport, passato oggi alla Camera con un voto bipartisan, e che impone alle piscine pubbliche, ma anche a quelle private se destinate ad uso pubblico, di rafforzare le norme di sicurezza per evitare che i bocchettoni e le griglie di fondo producano l'effetto ventosa. La piscina Bianchi, la piscina di San Giovanni e la piscina di Altura infatti non utilizzano questi sistemi per il riciclo e le prese di aspirazione. Il problema si pone maggiormente per le strutture più piccole, che in quanto tali di solito utilizzano un solo bocchettone, pertanto più ampio. La stretta è una conseguenza dei fatti di cronaca che negli ultimi giorni hanno provocato vittime soprattutto fra i bambini. Un dato mette i brividi: dal 2022 le vittime di questo tipo di incidenti nel nostro paese sono state 75. La legge, che prevede anche l'obbligo della cuffia per i minori di 16 anni, sarà operativa già dal 1 agosto. L'emendamento istituisce un fondo per l'anno in corso pari a 4.700.000 euro a favore delle strutture che procederanno con l'adeguamento. Ed ora andiamo invece a Pordenone. Attimi di tensione mercoledì sera nell'area del Bronx, dove c'è stato uno scontro tra alcuni giovani con il ferimento di uno, una lesione alla mano da arma da taglio. Il sindaco Basso: la nostra partita nella rigenerazione, sicurezza e prevenzione non si fermerà. Attimi di tensione mercoledì sera nell'area del Bronx vicino a via Marsure, dove c'è stato uno scontro tra alcuni giovani con il ferimento di uno. Presenti nell'area, intorno alle 17:30, come conferma la questura, una decina di ragazzi, tra maggiorenni e minorenni, tutti di origine straniera. A un certo punto c'è stata una colluttazione tra alcuni di loro, nella quale un giovane è rimasto ferito in modo non grave a una mano. Si parla di una ferita da arma da taglio. Sul posto sono intervenuti la Polizia di Stato, a cui spetta il compito di fare piena luce sull'accaduto, e la Polizia locale. Così commenta il fatto il sindaco Alessandro Basso. Preso atto dell'intervento che è avvenuto e delle forze dell'ordine che hanno prontamente preso in carico la situazione, e come diciamo sempre la nostra partita tanto nella rigenerazione quanto nella sicurezza e nella prevenzione non si fermerà e non si arresterà. Al centro della cronaca nelle ultime settimane è stata, per varie liti o risse, la zona di Piazza Risorgimento. Diversi residenti e lavoratori sottolineano che l'area del Bronx negli ultimi mesi, almeno dal lato di via Marsure, non è stata caratterizzata da episodi di tensione. È un po' che la situazione era abbastanza tranquilla, quindi sono rimasta anch'io un po' sorpresa della cosa, ecco. Non ha sentito niente? Ha qualche vicino che le ha raccontato qualcosa? No, non so assolutamente niente. Stava lavorando, ha sentito qualcosa? Alle 5:30 non c'era grande confusione, capita dei ragazzi, però a quell'ora non sono così fastidiosi, a volte stanno solo a chiacchierare, a volte si sente che fanno musica, però è un orario che mi è sembrato ancora accettabile. Io quando esco dal lavoro sorrido vedendoli, non sono mai stata disturbata. Ed ora torniamo invece nel Veneto, andiamo nel veneziano ed esattamente a Marghera per un fatto di cronaca. Si nascondeva abusivamente all'interno di uno scantinato di un condominio in via Penzo a Marghera per sfuggire al carcere. È stato trovato e identificato dagli operatori di polizia della questura, accompagnato in carcere a scontare la misura cautelare pendente emessa a seguito della violazione degli arresti domiciliari che gli erano stati imposti dopo una rapina in un esercizio commerciale. Il blitz della polizia ieri con il controllo del territorio e il contrasto alle occupazioni abusive nelle zone maggiormente sensibili nei quartieri di Mestre e Marghera, anche a seguito delle istanze e delle segnalazioni dei residenti. Oltre 50 poliziotti con agenti della scientifica, del reparto di prevenzione crimini di Padova e del personale del commissariato di Mestre hanno anche identificato un cittadino straniero senza documenti, il quale a seguito di una
perquisizione personale è stato trovato in possesso di oggetti di cui non ha saputo spiegare la provenienza. Irregolare sul territorio, dovrà lasciare il paese entro 7 giorni per non incorrere in un nuovo reato. Ed ora a Padova, perché parliamo dei casi di legionella in aumento nel Padovano. I consigli dell'ULSS 6 Ogania per evitare gravi polmoniti. Si annida negli impianti di areazione, in acqua, nella terra umida, quindi anche nei tubi, nelle piscine, nelle fontane. Parliamo della legionella, un batterio che causa malattie respiratorie che possono trasformarsi anche in polmoniti molto gravi. E a Padova e provincia, dall'inizio dell'anno, i casi registrati dall'ULSS 6 sono ben 38. Ecco perché la preoccupazione è forte, pensando magari alle RSA, le strutture per anziani, ma anche semplicemente alle abitazioni private. La legionellosi è una malattia che può essere importante soprattutto per le persone più fragili e persone che hanno patologie pregresse o sono grandi anziani. È una malattia forse ancora poco nota, però i casi sono in aumento sia legati all'esposizione sia anche perché c'è maggiore attenzione da parte dei sanitari e quindi viene sempre testato anche l'antigene urinario per vedere se per caso una polmonite che si presenta in contesto ospedaliero sia da legionella. Tanto più che la diffusione della legionella può essere favorita dalle alte temperature come quelle di questa settimana, che ne accelerano la diffusione. I casi sono aumentati fino a raddoppiare da 2 anni a questa parte. Il nome è molto suggestivo perché riguarda proprio dei legionari. Parliamo di una epidemia avvenuta esattamente 50 anni fa, nel 1976 a Filadelfia, negli Stati Uniti, un incontro di commilitoni, aria condizionata, e su 200 e poco più persone, 34 hanno avuto la legionella. Si è saputo dopo che era una legionella. Inizialmente pareva fosse una malattia legata al condizionamento dell'aria, ma fosse legata a sostanze chimiche e quant'altro. Invece la ricerca, lo studio, i medici che si sono applicati hanno identificato il batterio responsabile. La manutenzione degli impianti e seguire i consigli degli esperti diventa così fondamentale. È importante sempre manutentare bene la parte dell'aria condizionata e l'altro elemento interno alla casa è la rubinetteria, cioè l'acqua, e quindi l'acqua corrente. L'acqua, se è usato poco oppure se ci sono grosse incrostazioni calcaree, può essere una fonte dove i microrganismi si moltiplicano e quindi può essere una fonte espositiva importante. Quindi è consigliabile far uscire dai rubinetti acqua calda che sia almeno a 50 gradi, alzando cioè la temperatura della caldaia o del boiler. Bisogna poi evitare che si formi calcare e che l'acqua ristagni nelle tubature, quindi è utile farla scorrere spesso, sia calda che fredda, se non si usano quotidianamente tutti i rubinetti. Per quanto riguarda l'aria condizionata, invece, bisogna pulire e disinfettare i filtri regolarmente e tutte le componenti. Ed ora invece parliamo di uno degli argomenti di cui abbiamo parlato davvero parecchio nelle nostre edizioni, dei FAS. Siamo nel Vicentino, il Consiglio provinciale approva all'unanimità una mozione sui FAS, ma resta aperto il nodo più pesante, la bonifica da 80 milioni dell'ex Miteni, che non è ancora partita. Il Consiglio provinciale di Vicenza ha approvato all'unanimità la mozione presentata dal consigliere bassanese Roberto Campagnolo del Partito Democratico, che punta a rafforzare il controllo dei PFAS nelle acque dei pozzi privati, soprattutto dopo l'inquinamento di Schiavon. Un voto condiviso che impegna la provincia ad assumere un ruolo di coordinamento tra comuni, ULSS, ARPA ed ETRA per definire un piano di monitoraggio sempre più capillare. Il documento prevede un pressing su Regione e Governo per ottenere risorse straordinarie a favore dei comuni, così da incentivare il maggior numero possibile di analisi. È stato sottolineato il clima di collaborazione istituzionale che ha portato al voto unanime in provincia, con il contributo del presidente Andrea Nardin e del vice Filippo Negro, oltre che di tutti i consiglieri. Ma mentre si rafforzano prevenzione e monitoraggio, resta irrisolto il capitolo più spinoso, la bonifica del sito dell'ex Miteni di Trissino. Un intervento che deve ancora partire e che si annuncia imponente. Le stime parlano di almeno 8 anni di lavoro e di un costo non inferiore a 80 milioni di euro, una cifra destinata a crescere. Secondo il principio del chi inquina paga, l'onere della bonifica dovrà ricadere sui responsabili dell'inquinamento, le multinazionali coinvolti e presenti alla conferenza dei servizi. Nel frattempo il territorio convive con una
delle più gravi emergenze ambientali mai registrate in Italia e le sentenze di condanna e le inchieste penali non spengono le preoccupazioni dei cittadini. Maltratta la moglie e fa continue richieste di denaro. Un trentenne è stato allontanato da casa a eseguire la misura cautelare. La polizia, siamo a Vicenza. Lui è un trentenne della Bosnia-Erzegovina che vive a Vicenza, ha una dipendenza da sostanze stupefacenti e continua a richiedere denaro alla moglie con ripetuti atteggiamenti vessatori, creandole un forte timore per la propria incolumità. Inizia così l'attività investigativa della squadra mobile della Questura di Vicenza, da cui emergono i forti indizi di maltrattamenti prettamente psicologici esercitati dall'uomo nei confronti della convivente. Gli elementi raccolti dagli investigatori hanno portato il PM a richiedere e ottenere dal GIP l'allontanamento del trentenne dalla casa familiare, il divieto di avvicinamento e il divieto di dimora nel comune di Vicenza. La polizia ha eseguito la misura cautelare. Ed ora nel Trevigiano con la vicenda di Alex Marangon. La famiglia non ci sta alle richieste di archiviazione presentate dalla Procura di Treviso e tramite legali presenta opposizione contro la chiusura dei fascicoli sia per omicidio volontario che per la morte come conseguenza di altro reato. Sono due gli aspetti importanti sottolineati dai legali della famiglia di Alex Marangon. Il 25enne è morto nella notte tra il 29 e il 30 giugno del 2024 dopo un volo dalla terrazza dell'abbazia di Vidor. Innanzitutto la caduta del corpo di Alex dalla terrazza non è in alcun modo dimostrata, presenta delle lesioni che sono incompatibili con una caduta da un'altezza così elevata, ma che sono piuttosto compatibili con l'azione di terzi. E questa è una vicenda, una questione che va approfondita andava approfondita nelle indagini preliminari, come abbiamo sollecitato, ma speriamo che il GIP accolga questa nostra richiesta. Quando anche dovesse essere dimostrato questo, però a quel punto evidentemente se Alex fosse precipitato in qualche modo in preda a un mix di sostanze stupefacenti o comunque di ayahuasca, più rapè, più altre sostanze di origine sudamericana, la responsabilità sarebbe evidentemente pacificamente in capo agli organizzatori. Non solo, ma fondamentale sarebbe una nuova perizia tossicologica. Va detto però che l'incidenza della cocaina non c'è stata nelle interazioni dei farmaci e delle sostanze, come dimostra la relazione della nostra consulente tecnica, la professoressa Fabretto. Si tratta di sostanza assunta molto prima, che non può aver avuto alcun ruolo concausale nella intossicazione da cui era affetto Alex nel momento dell'evento. È stata quindi depositata opposizione al giudice per le indagini preliminari sia contro la chiusura dei fascicoli per omicidio volontario che per morte come conseguenza di altro reato. Duro l'attacco dei legali della famiglia Marangon. Una posizione che sosterremo con forza la responsabilità degli organizzatori, perché evidentemente chi fa queste cose, chi organizza eventi di questo tipo in luoghi così pericolosi, si deve rappresentare la possibilità che qualcuno ci lasci la penne, come è stato nel caso del povero Alex. Rimaniamo sempre nel Trevigiano. Un mezzo della Contarina è andato completamente distrutto in seguito all'incendio divampato per l'esplosione di una bomboletta spray gettata nel cassonetto per la raccolta domestica della plastica. È caduto a Borso del Grappa. L'appello della società è il corretto conferimento dei rifiuti. Ha scaricato diversi cassonetti e poco dopo il mezzo compattatore che effettua la raccolta differenziata di vetro, plastica e lattine a Borso del Grappa ha preso fuoco. L'operatore, vedendo del fumo provenire dal cassone, ha messo in sicurezza il mezzo in una strada laterale poco trafficata ed ha chiamato i soccorsi. L'incendio è stato domato dai vigili del fuoco, ma il mezzo è andato completamente distrutto. Dai primi accertamenti è risultato che a scatenare il rogo è stata una bomboletta spray che durante la compattazione è esplosa, provocando le fiamme che hanno divorato il mezzo. Di qui l'appello di Contarina a conferire correttamente i rifiuti. Le bombolette spray, che riportano le indicazioni di pericolo e rischio infiammabile, non devono essere gettate nei cassonetti ma portate all'ecocentro. Il rischio di esplosione e di incendio, oltre al danno economico al mezzo, che poi ricade comunque sulla collettività, può anche mettere a repentaglio l'incolumità degli operatori. Quello che vedete è l'effetto di un incendio all'interno di un mezzo di raccolta dovuto al conferimento errato di alcune sostanze, in particolare le bombolette spray che contengono gas pericoloso
pericolosi o batterie al litio. Può succedere infatti che all'interno della camera di compattazione del rifiuto si generano delle esplosioni che poi portano a degli incendi con questi effetti. Quindi dobbiamo sensibilizzare tutti i cittadini al corretto conferimento di queste sostanze agli ecocentri o negli appositi contenitori. Ed ora ci fermiamo, ancora qualche istante di pubblicità, poi di nuovo qua in diretta in studio. Rieccoci ancora in diretta e subito nel veneziano un operatore del canile sanitario di Mestre aggredito da cani pericolosi liberati da un uomo come segno di protesta. Era entrato scavalcando i cancelli per recuperare il suo maltese scappato e salvato da una calapiacani la notte del Redentore. Momenti di panico nel canile sanitario del Parco San Giuliano a Mestre. 5 cani considerati particolarmente aggressivi si sono azzannati tra loro dopo essere stati liberati dai box. Un addetto alle pulizie è entrato nella struttura per capire cosa fosse successo quando è stato assalito dagli animali e morso in più parti del corpo. Trasportato all'ospedale all'Angelo, mentre i 5 cani gravemente feriti sono stati operati d'urgenza. All'origine dell'episodio un gesto di un uomo che durante la notte del Redentore aveva perso il proprio maltese è fuggito spaventato dai fuochi d'artificio. Dopo aver scoperto che il cane era stato recuperato e portato nel canile, avrebbe scavalcato la recinzione e forzato una porta per riprenderselo, ma non si sarebbe fermato qui, sarebbe tornato poco dopo aprendo volontariamente i box dei cani più pericolosi. Lustra Serenissima ha denunciato l'accaduto ai carabinieri e consegnato le immagini delle telecamere di videosorveglianza alle forze dell'ordine. Sono ora in corso le indagini per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e accertare tutte le responsabilità. Ed ora invece torniamo a parlare della vicenda della Biennale a Venezia. Il presidente della Biennale, Pietrangelo Buttafuoco, risponde con fermezza al taglio dei 2 milioni di euro che la Commissione europea ha inflitto alla Biennale stessa. Ha confermato il ricorso l'Unione Europea paragonata a un lupo. Il lupo accusa l'agnello di intorbidire l'acqua che sta bevendo, e questo anche di fronte all'evidenza dell'impossibilità di sporcargliela. In un certo senso è la Commissione europea, cioè il lupo, che invia una prima lettera. E l'evidenza è l'evidenza. L'Unione Europea toglie i 2 milioni alla Biennale e dà 6 miliardi in 6 mesi a Putin. Ecco dove diventa torbida l'acqua. Cita il lupo, l'agnello e la celeberrima una favola di Fedro il presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, per rispondere pubblicamente alla mannaia della Commissione europea, che ha tolto alla fondazione da lui presieduta il finanziamento di 2 milioni di euro, una decisione della Commissione europea che riguarda il caso della presenza della Russia e del suo padiglione alla Biennale d'Arte, ma che paradossalmente andrà a colpire un altro settore della Biennale, proprio il cinema e i giovani. Buttafuoco per la prima volta replica in modo così puntuale all'Europa, usando la virtù dell'eloquenza che gli è propria, una replica in punta di fioretto ma al tempo stesso elegante, chiara e netta. E in una seconda lettera il lupo comunque accusa l'agnello di avere detto male di lui in una ben precisa data. L'agnello non era nato al tempo in cui il lupo asserisce di essere stato insultato, e nella terza lettera allora il lupo taglia corto e se lo mangia. Chi ha orecchi per intendere intenda, dunque il taglio è di 2 milioni complessivi, spalmati però in 3 anni, quindi creerà un ammanco annuale di circa 700.000 euro che non avrà nessuna ripercussione sul settore cinema, la sua mostra al Lido e l'attività della Biennale. Noi non facciamo politica, non assecondiamo tamburi, noi siamo chiamati qui alla ricerca a livello internazionale nel campo delle arti. Questo passaggio ha tutta l'idea di non essere il capitolo conclusivo della vicenda. I colpi di scena potrebbero essere solo all'inizio, in una torrida estate. E chi ha contaminato l'acqua? Troveremo un giudice a Berlino
Ma intanto ecco, il Tribunale di Fedro si è espresso perché consideriamo questo spazio creativo di vitale necessità. Dalla Biennale alla Mostra del Cinema, presentata la 83esima Mostra del Cinema di Venezia, in programma dal 2 al 12 settembre, tante le sorprese e in arrivo 5 film italiani in concorso. Svelato il programma della 83esima Mostra internazionale d'arte cinematografica della Biennale di Venezia, 5 sono i registi italiani in concorso, tra i quali il grande ritorno a Venezia di Nanni Moretti, in una mostra che segna anche una sorta di svolta generazionale. Tanti i giovani presenti nel concorso principale e ben 9 registi emergenti a Venezia 83 che parteciperanno per la prima volta in concorso a Venezia. Maestri di cinema come Mario Martone, Gianni Amelli e Luca Guadagnino, che in Laguna ci saranno ma fuori concorso, film in attese con tanti americani indipendenti e nessuno studios. Insomma, è questo il programma che non ti aspetti, quello tratteggiato dal direttore artistico Alberto Barbera per la 83esima edizione della Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia, in programma a Lido dal 2 al 12 settembre prossimi. Una mostra a 360 gradi sul cinema contemporaneo, che è un cinema della realtà più che un cinema di evasione, un cinema che affronta i grandi temi della contemporaneità. L'elenco è quello che ci si può aspettare, cioè le guerre, le migrazioni, i cambiamenti climatici, le tensioni sociali, la riduzione degli spazi di libertà a danno degli oppositori dei regimi, ma anche le tensioni familiari, le tensioni di coppia, le difficoltà degli adolescenti e della scuola che è incapace di prepararli al futuro che li aspetta. 4.500 sono stati i titoli da selezionare per comporre poi il programma definitivo, ben 300 in più della scorsa edizione, una grande abbondanza. Il film di Guadagnino batte tutti per le oltre 7 ore di durata e c'è anche un film dedicato alla Tempesta Vaia. Ci sono grandi autori come Martone e Amelio fuori concorso, però c'è anche il ritorno di Nanni Moretti dopo tantissimi anni a Venezia, ma soprattutto c'è lo spazio lasciato e riservato a tanti giovani autori, addirittura agli esordienti, che sono il segno di una grande vitalità del cinema italiano. Tappeto rosso, qualcuno che vedremo? Guardate, le star sono tantissime, da George Clooney a Xavier Bardem, da Penélope Cruz a Casey Affleck. Ed ora a Padova, perché c'è stata una raccolta firme per istituire nei quartieri le zone speciali chiamate ZES, in cui sia possibile aiutare e agevolare chi gestisce negozi e locali. La prima tappa alla Sacra Famiglia. È partita dal quartiere Sacra Famiglia di Padova la raccolta firme promossa da Confesercenti a sostegno della proposta di legge di iniziativa popolare per le cosiddette ZES, le zone economiche speciali, che puntano a contrastare la desertificazione commerciale, perché in queste ZES si prevedono sgravi fiscali, semplificazioni amministrative e misure di sostegno per le piccole imprese del commercio, e la Sacra Famiglia è uno dei quartieri della città con più attività commerciali e densità di abitanti. Siamo stati in diverse attività commerciali e le abbiamo coinvolte e hanno firmato per la proposta di disegno di legge che Confesercenti ha presentato a livello nazionale. Un quartiere che ha risposto in maniera molto positiva, degli abitanti e dei cittadini che vivono quel territorio là e che chiediamo che partecipano a questa raccolta firme. Quella della Sacra Famiglia è la prima tappa del viaggio che coinvolgerà l'intera città, con l'obiettivo di raggiungere almeno 50.000 firme e portare il testo all'esame del Parlamento. Proprio nei quartieri si vedono con maggiore chiarezza gli effetti della desertificazione, negozi che abbassano le serrande, strade che perdono vitalità e aree della città che rischiano di trasformarsi in dormitori. Mantenere aperta un'attività di prossimità non significa solo fare impresa, ma garantire un servizio, creare relazioni e contribuire alla sicurezza. Abbiamo bisogno che tutti i quartieri, tutte le vie delle nostre città abbiano la stessa vivibilità e la stessa vita che ha quel quartiere lì. Lo prendiamo come esempio e deve essere sfruttato al massimo. Il cuore della proposta è l'istituzione delle ZES,
che regioni e province potranno designare per avviare programmi mirati di rilancio delle attività. All'interno di queste zone, regime fiscale di vantaggio per le imprese, misure di sostegno finanziario e semplificazioni amministrative. Il testo prevede inoltre un fondo dedicato agli interventi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy. A sostenere le misure anche una fonte di finanziamento specifica, una quota della tassazione sulle vendite online, riportata sul territorio per chi il negozio lo tiene aperto ogni giorno. Firma anche tu. E rimaniamo a Padova perché è partito il servizio giovani finanziato dalla Regione del Veneto con 100.000 euro e coordinato dall'Ordine degli Psicologi del Veneto. Il progetto offre percorsi gratuiti di ascolto e consulenza psicologica ai giovani under 30. Rendere accessibile la consulenza psicologica raggiungendo i ragazzi nei loro luoghi di aggregazione. Sono stati attivati gli sportelli del progetto Servizio Giovani finanziato dalla Regione del Veneto e coordinato dall'Ordine degli Psicologi del Veneto, che offre a ragazze e ragazzi dai 14 ai 30 anni percorsi gratuiti di ascolto e consulenza psicologica. Permette a tutti i giovani dai 14 ai 30 anni di accedere in maniera semplice, accessibile e completamente gratuita a un breve ciclo di supporto psicologico. Prendersi cura di sé è un atto di cura, responsabilità e coraggio, e da oggi per i giovani del Veneto è diventato molto più facile farlo. Il servizio è attivo nei territori di Padova, Vicenza, Verona, nell'area del Bellunese attraverso sportelli in presenza, consulenze online e punti di accesso diffusi. Sono complessivamente 15 professionisti coinvolti con l'obiettivo di raggiungere anche chi vive nei piccoli centri o nelle aree rurali o montane. Il progetto è realizzato nei diversi territori da 3 enti del terzo settore: l'impresa sociale Dolomiti Hub, le cooperative sociali La Bottega dei Ragazzi e Spazio Aperto. È gratuito in quanto è finanziato dalla Regione Veneto e come Bottega dei Ragazzi siamo attivi sulle province di Padova e di Vicenza grazie anche alla collaborazione con Cooperativa Margherita. È un progetto che mira ad avvicinare il più possibile la psicologia alla popolazione e in questo senso, proprio con l'obiettivo di agganciare i giovani, di avvicinarci ai giovani, abbiamo deciso di portare l'ascolto psicologico all'interno di quelli che sono gli spazi dell'aggregazione, dell'informalità e della cultura giovanile. Per accedere al servizio bisogna prenotare attraverso il sito dell'Ordine degli Psicologi del Veneto. Ed ora invece andiamo nel Trevigiano. Pioppi abbattuti sul Lungosile Mattei, i cittadini ci interpellano per capire cosa stia succedendo. L'incubo che potessero tagliarci anche tutte le piante, eliminare completamente questo verde di fronte alle finestre aleggiava nell'aria. Ecco, 15 giorni fa hanno tolto il pioppo, hanno abbattuto il pioppo più grande in un periodo fra l'altro vietato per la nidificazione. Abbiamo fatto una segnalazione con la LIPU anche all'ente Parco Sile, che non ha ancora risposto, ai vigili, ai carabinieri forestali. E oggi ci siamo svegliati con la novità che potete vedere, perché sono stati abbattuti altri 4 alberi. I residenti di Lungosile Mattei si sono svegliati con un altro abbattimento e, cercando di vederci chiaro, ci hanno interpellato per capire cosa stia succedendo ad uno dei luoghi più belli della città, che un pezzetto alla volta si sta trasformando. La domanda è: toglieranno tutto? Ci toglieranno, elimineranno completamente quest'area verde, mentre in tante città stanno cercando di riforestare, di arginare la crisi climatica a Treviso e in altre, anche in Italia purtroppo, come a Roma, stanno abbattendo ovunque. La situazione in realtà vede 2 abbattimenti separati: uno riguarda il Genio Civile e l'ente Parco Sile, che sono responsabili di una parte di quelle sponde, e uno riguarda la diocesi con il seminario vescovile, dunque un affare privato. In entrambi i casi si tratta di abbattimenti di alberi pericolanti, precauzioni che dopo la tragedia di Pietro Monici non sono mai abbastanza. Sicuramente la sovrintendenza ha valutato la pericolosità legata probabilmente alla malattia di qualcuno di questi alberi e quindi è tutto autorizzato. Dovessero esserci degli esposti a parte cittadini, faremo richieste senso atti e verificheremo eventualmente se ci sono incongruenze. Però sapendo che la sovrintendenza ha dato parere positivo, siamo sicuri che tutto è fatto secondo legge. I residenti però si lamentano anche dell'abbattimento di alberi piccolini. Non sempre la malattia o l'eventuale problematica di una pianta è legata al suo buon aspetto visivo, l'abbiamo visto molte volte anche in fatti
molto peggiori di questo. L'agronomo, il dottor Roberto Rasera, ha confermato la malattia e la pericolosità delle piante abbattute, mentre dalla diocesi fanno sapere che l'economo Lucio Zampieri sta seguendo tutto l'iter secondo legge e che le 6 piante abbattute saranno sostituite da nuove arborescenze sane. E terminiamo con i 5 milioni di euro vinti con un gratta e vinci da 20 euro e la straordinaria fortuna capitata ad un operaio cinquantenne in una ricevitoria di Peseggia di Scorza. È una vincita che ha lasciato senza parole il protagonista e che si è trasformato in una festa improvvisata con tutti i clienti del locale. È entrato nel bar come aveva fatto tante altre volte senza nemmeno essere convinto di acquistare un gratta e vinci, ma il destino aveva deciso diversamente. A convincerlo è stato il titolare del locale, Luca Young, che gli ha ricordato la sua abitudine. Allora oggi il gratta e vinci non lo prendi? Lui ha sorriso, ha tirato fuori 20 euro e ha scelto il biglietto. Pochi istanti dopo le 8 di sera, grattando il maxi miliardario, il mondo si è fermato. Davanti ai suoi occhi compariva la cifra che tutti sognano, 5 milioni di euro. Per qualche secondo è rimasto immobile, incredulo, pallido. A lui è faccia tutto bianco, sarà fermato. Ma quindi lei sa chi è? Non una persona cliente. Poi ha chiamato immediatamente il titolare della ricevitoria, quasi a chiedergli una conferma, perché non riusciva a credere a quello che stava vedendo. Un po' fermato qua davanti al banco, ha detto Luca io vendo tanto, così, visto 5 milioni e basta. Quando anche gli altri clienti hanno capito che non si trattava di uno scherzo, nel locale è esplosa la festa. Il neo milionario, ancora sotto shock ma visibilmente commosso, ha voluto offrire da bere a tutti i presenti, condividendo la sua gioia con chi in quel momento si trovava nel bar. Il fortunato giocatore, che abita nelle vicinanze, lavora nell'edilizia e ora la sua vita potrebbe cambiare per sempre. L'emozione è stata così forte che non è nemmeno riuscito a rimettersi al volante, ha dovuto chiamare alcuni familiari per farsi accompagnare a casa. Nei prossimi giorni completerà le procedure per riscuotere il premio, poi arriverà il momento delle decisioni più difficili. Continuare a lavorare oppure godersi una nuova vita grazie a una fortuna arrivata all'improvviso? Una scelta che questa volta sarà sicuramente molto più piacevole da affrontare. E siamo arrivati davvero al termine. Io ringrazio Antonio Esposito e Christian Cardin, i 2 registi che ci hanno seguito. L'appuntamento ovviamente per domani. Grazie davvero per averci seguito, arrivederci.